È tutto pronto per il Gran Premio Italia, divisione maschile, 3 anni al via, non vincitori di almeno 10.000 euro. Corsa del gruppo 3, start in movimento, all'1 Galileo Ferm, Marco Stefani, 2 Ginger Joe, Alessandro Gocciadoro, 3 Goldigol Pio, Tello Zorzetto, 4 Gandimel, Andrea Farolfi, 5 Goldwyn CR, Antonio Di Nardo, 6 New Jet, Filippo Gallo, 7 J&K, Pietro Gubellini, 8 Gil Dorial, Federico Marangi, 9 Ghibli Lux, Vincenzo Luongo. Autostart che inizia a prendere velocità, con cautela dal 5 Goldwyn CR, partiti. Galoppa Gold Eagle P al comando Gandimel nei confronti di Ginger Joe quando si approccia la prima piegata. 3 Gold Gandimel Eagle al P comando, squalificato. sbaglia New Jet che cercava di trovare posizione, rimane secondo così Ginger Joe. Numero 6 Gil Dorial, New Jet filtrato benissimo dalla seconda fila, già terzo in corda avanti a Goldwyn CR, il quale precede Ghibli Lux che è addirittura davanti a Galileo Fermo, partito molto piano con il numero 1 alla retroguardia J&K. Si completano i primi 400 metri che Gandimel passa in 29,7. Ha ridotto in maniera importante il ritmo Andrea Farolfi, sposta all'esterno Ghibli Lux che anticipa le mosse di Galileo Ferm per poi lasciarlo sfilare. E così Galileo Ferm andrà allo scoperto dopo 600 passati in 45,7, frazione in 16 di rifiato per la curva di destra. Galileo Ferm risale, arriva al lato di Gil Dorial, cerca di arrivare su Ginger Joe, il quale rimane secondo sotto dopo 800 metri in 1-1-1. C'è stata un po' di partenza, poi dopo Gandimel ha potuto amministrare il vantaggio ottenuto in partenza, guida nei confronti di Ginger Joe, al largo Galileo Ferm, completamento dei primi 1000 metri di gara in 1:16:1. Gandimel in vantaggio, sempre Ginger Joe nella sua scia, all'esterno Galileo Ferm, terzo in corda è Gil Dorial, seconda pariglia per Ghibli Lux, poi ancora Goldwyn CR chiuso alla corda da J&K. 15 sotto alle tribune, accelerazione leggera imposta dal battistrada. Gandimel, all'esterno sempre Galileo Ferm che è accanto a Ginger Joe, 14,7 per la curva numero di destra. 5, Gandimel sempre in vantaggio, CR, ora attacca con decisione Galileo Ferm che arriva ad apparigliare Gandimel, il quale prova a difendersi all'imbocco della piegata conclusiva. 14,1 di là, fuoco alle polveri con Gandimel in vantaggio. Galileo Ferm che attacca all'esterno, in corda rimane Ginger Joe, poi Ghibli Lux. A metà della piegata conclusiva si mantiene in vantaggio Gandimel nei confronti di Galileo Ferm, in corda Ginger Joe, quindi Ghibli Lux, Gandimel in vantaggio, Galileo che attacca, si difende Ghibli, attacca Galileo, Ghibli Lux in vantaggio, Galileo che ci prova ancora, ma è sempre in vantaggio Gandimel fino in fondo. Gandimel vince nei confronti di Galileo Ferm, al terzo posto in corda Ginger Joe, 28,4 ad arrivare dopo un 28,8, fa 57,2 per gli ultimi 800 metri. E Gandimel si difende tutta strada dal favorito Galileo Ferm, porta a casa la vittoria Andrea Farolfi che lo sostiene nel finale. Walter Zanetti al training, i colori della Horses Hour Passion, la vittoria di Gandimel, troppo bello a sgambare, conferma la sgambatura, vince nei confronti di Galileo Ferm. Al terzo è Ginger Joe. Gandimel, Andrea Farolfi, Walter Zanetti, la scuderia Horses Hour Passion sono i vincitori del Gran Premio Italia Divisione Maschile 2025 e andiamo in premiazione da Andrea Farolfi, ancora una volta assegno in prova di gruppo, questa volta con Gandimel.